Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi è lunedì e parliamo del post Milan-Cagliari. Una partita che avevamo definito alla vigilia, insomma, di questo match che si è svolto, ricordiamoci, sabato sera nell'anticipo, delicato, quantomeno molto delicato, perché il Cagliari arrivava dalla vittoria di Monza, perché il Milan arrivava gasatissimo dalla vittoria della Supercoppa italiana. Ebbene, si è verificato quello che in qualche modo ci si aspettava o ci si auspicava, ovvero un Milan talmente gasato da andare fuori giri, talmente gasato da pensare dopo l'1-0 ottenuto col gol di Morata che la partita fosse in discesa, che fosse acquisita. Ecco, la superbia, diciamo così, la troppa sicurezza, potremmo dire, da parte dei rossoneri, ha permesso al Cagliari di Nicola di conquistare un punto fondamentale nella corsa salvezza, considerando anche la vittoria del Lecce fuori casa a Empoli, ma vedendo i risultati delle concorrenti dirette va da sé che alla fine della partita Davide Nicola ha detto una frase fondamentale: nonostante il Cagliari arrivi da 2 partite importanti e che hanno portato 4 punti, il Cagliari resta comunque da solo al terzultimo posto in classifica. Certo, il campionato è ancora molto lungo, siamo appena alla prima di ritorno. Già domenica pomeriggio alle 15 c'è un match di portata vitale, di importanza fondamentale per il proseguo della stagione, ovvero Cagliari-Lecce, e questo fa la differenza del mondo, tutta la differenza del mondo, soprattutto se vogliamo anche aggiungere il fatto che le concorrenti dirette, Venezia, lo stesso Parma, che ormai erano in qualche modo, non dico Venezia, ma il Parma era dato ormai per lontano dalla zona retrocessione, bene, ad oggi ha appena un punto in più rispetto al Cagliari. Questo vuol dire tanto, vuol dire l'attenzione, la costante attenzione nei confronti di un obiettivo fondamentale, quello della Serie A. Ma aggiungiamo un altro elemento a questo discorso. La partita Milan-Cagliari ha dato, diciamo così, ha fatto emergere l'importanza, solo in questo caso, di avere un portiere che dia sicurezza, di un portiere affidabile e che abbia tanta voglia di guidare, di avere la leadership della guida in difesa. Parliamo di Elia Caprile, sicuramente uno dei migliori a San Siro. Sappiamo benissimo, lo sappiamo a nostre spese, cosa ha significato per il Bari. Ce lo siamo trovati di fronte 4 volte nella stagione di Serie B ed era alle prime armi proprio nella cadetteria. L'anno scorso ottimo campionato a Empoli, proprio con Davide Nicola allenatore. Quest'anno, nonostante il Napoli l'abbia preso per fare, diciamo così, per giocarsela con Meret, di fatto una grande fetta del campionato l'ha trascorso in panchina. Peccato, perché parliamo di un giocatore che ha 21 anni, quindi davvero di grande prospettiva. Ecco, quello che mi ha colpito in particolare è la sicurezza nonostante la giovane età. L'ho detto anche durante l'intervallo, durante il 45esimo minuto, il vero portiere che è appunto un portiere che ha qualità, non è solo sul parare gli interventi che determinano questo o quel gol, e questo l'abbiamo visto anche con Scuffetta l'anno scorso e qualche partita quest'anno, ma diciamo così sull'atteggiamento, sulla proposizione corporea, cioè sull'atteggiamento del corpo nei confronti degli avversari, ma anche a supporto dei propri compagni di squadra. Ecco, Caprile sabato è stato un uomo in più perché oltre ad aver parato quello che c'era da parare, qualcosa anche di più possiamo dire, è stato sempre positivo, comandava la linea difensiva, usciva palla quando c'era da uscire palla bassa oppure palla in alto, e questo vuol dire molto anche per la tranquillità della linea difensiva, e abbiamo visto
che il Milan ha faticato non poco per arrivare dalle parti proprio di Caprile. Però, come dicevamo, l'idea che oggi tu hai un portiere vuol dire tanto, e vuol dire anche poter fare a meno di un giocatore fondamentale dall'anno scorso a quest'anno, che è quello di Jerry Mina. L'assenza si è sentita sicuramente fino a un certo punto, perché in mezzo all'area, lo sappiamo, è un leader nato, è uno sceriffo, come dice qualcuno, ma l'idea che Caprile possa sostituire in qualche modo nella leadership difensiva il colombiano vuol dire davvero tanto. Il gol del Milan nasce fondamentalmente da un piccolo errore di lettura da parte di Palomino, perché dopo la ribattuta forse Palomino doveva guardarsi alle spalle e non pensare che l'azione fosse finita lì. Ma ho il punto interrogativo soprattutto io su Vietesca, perché uscito Palomino, gli ultimi 10 minuti, 12 minuti, il polacco è entrato in campo e per 3 volte il Milan ha avuto l'occasione per passare dalle parti del difensore polacco, prima con la conclusione di Tammy Abraham sotto porta, poi il contropiede di Tammy Abraham parato a terra da Caprile e infine il calcio di punizione commesso anche in quell'occasione da Vietesca. Non è un caso che anche 15 giorni fa, in occasione di Cagliari-Inter, è uscito Mina, che il Cagliari era 0-0 con l'Inter, è entrato Vietesca, il Cagliari poi si è dato letteralmente in barca. Ecco, credo che Vietesca sia acerbo per la Serie A, non vogliamo dare ovviamente le colpe tutte a lui, ma è evidente, diciamo, troppi indizi che portano a quel tipo di prova. Certo è che l'1-1 è tutto platino, è grasso che cola, bisogna prenderlo con grande soddisfazione, ma non si deve abbassare la guardia. Domenica pomeriggio arriva il Lecce dell'ex Giampaolo, sarà partita tosta, sarà partita vera, perché il Lecce è andato a vincere a Empoli contro un'altra concorrente diretta, e il Cagliari dovrà, rispetto a Milano, fare la partita. Cosa vuol dire fare la partita? Vuol dire con giudizio evitare di concedere il fianco, anche perché il Lecce ha quei 2 o 3 giocatori molto rapidi davanti, Dorgu su tutti, e bisogna attaccare con giudizio e sapere che la salvezza passa anche, se non soprattutto, dagli scontri diretti, che nel giro di ritorno il 95% saranno tutti tra le mura amiche. Ecco, quale migliore occasione per poter iniziare il girone di ritorno in casa con punti pesanti, perché nel caso tocchiamo tutto il ferro possibile, in caso di vittoria il Cagliari scavalcherebbe addirittura anche il Lecce. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nonostante tutto il Cagliari è ancora lì vicino all'obiettivo. Un obiettivo che sicuramente sarà duro, un obiettivo che è raggiungibile per quanto visto ovviamente nell'ultimo periodo. Va da sé che il Cagliari, visto comunque a San Siro, ha bisogno di un attaccante in più. Tanti nomi sulla scrivania del direttore sportivo Bonato, non facciamo nomi perché non mi piace in questo momento avere 1000 cose, 1000 finestrelle aperte, ma sarà sicuramente a breve un arrivo, che però prima di annunciare l'arrivo dovrà essere preceduto dalla cessione di un pari ruolo, penso alla Padula, perché tutti gli indizi porterebbero appunto alla cessione del giocatore peruviano. Il Cagliari ha bisogno di giocatori fatti e sinceramente i nomi che sto sentendo non sono giocatori pronti per la Serie A, o perlomeno non sono bomber, ecco, giocatori potenzialmente a 10 gol da qui alla fine dell'anno. Sono scommesse, credo che il Cagliari abbia scommesso abbastanza anche in questa stagione, forse qualche certezza, come si dice in gergo, qualche usato sicuro, sarebbe il caso di ottenere. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani, stesso orario e Fedosera, vi do ciò sul social. Buona serata, ciao.